Ma come non potevamo continuare nel fascino, nella bellezza, tra le tradizioni e le storie della nostra Venezia? È il momento di Venezia racconta, storie affascinanti, leggende veneziane, come non possiamo lasciare la parola al nostro Alberto Toso Fei. Grazie Emanuela. Anche questa sera un nuovo luogo con una nuova storia. Il luogo è centralissimo. Siamo nel Sestiere di San Marco, accanto al Teatro Goldoni, dove c'è una corte, la corte del teatro. Su questa corte c'è una mensola che ha una testina di pietra e quella testina per i veneziani è la vecchia, ma non è una vecchia qualsiasi. Giulia. Abitava a Venezia un'anziana vedova che aveva una maniera molto particolare di nascondere i suoi averi. Quando aveva una monetina, un monile, un piccolo gioiello, lo cuciva all'interno della fodera di un vecchio tabarro tutto sdrucito, tagliato, che nascondeva in soffitta, gettato fra gli altri stracci. Nessuno avrebbe potuto sospettare che un tesoro si nascondeva tra quei cenci. Nemmeno il figlio, Vincenzo, al quale lei aveva tenuto nascosta questa sua particolarità, perché voleva, nella sua intenzione, fargli una sorpresa e lasciargli tutto quel ben di Dio in eredità. Ma arriva un inverno particolarmente rigido, e sotto casa Vincenzo trova un povero uomo completamente spoglio. E gli viene in mente quel mantello dimenticato, abbandonato, in fondo alla soffitta. E gli dice: aspettami qui, ti porto io qualcosa che non è proprio bello, ma insomma ti scalderà quest'inverno. E va e gli regala questo mantello. Il giorno successivo, quando la madre va a prendere il mantello perché deve cucirvi qualcosa e non lo trova, è disperata e subito chiede a Vincenzo che cosa sia avvenuto. E lui semplicemente le dice ciò che ha fatto. E lei, disperata, gli confessa la verità, che lì c'era tutta la sua eredità, tutti i beni di famiglia. Vincenzo si dispera, ma non si perde d'animo. Ed ecco che fin dal giorno successivo va a rialto, vestito un po' matto, come se non fosse a posto, insomma, con la testa, e ha questo mantello un po' vecchio, ma non così male, e aspetta, perché a Rialto, prima o poi, tutti devono passare. Ed ecco che il quarto giorno, il povero si riappalesa, lui lo riconosce e lo avvicina e gli dice: oh, guarda un po', io ti ho dato questo mantello, ma mi rendo conto che è veramente vecchio, sdrucito, ha le toppe, guarda, quasi mi vergogno, ti do questo che tengo addosso, me lo riporto via, guarda. All'altro non sembra vero di avere questo doppio colpo di fortuna in pochi giorni e decide di fare il cambio, ovviamente ignaro del tesoro che si portava appresso. Ed ecco che Vincenzo ritorna in possesso dei beni di famiglia e leggenda vuole che con quei soldi lui apra una spezieria, una farmacia e diventi farmacista. Questa leggenda ha però un trascinamento nella realtà, perché a Venezia esiste un testamento del 16 luglio 1564 che parla di Vincenzo Quadrio, spicer, ovvero speziale, all'insegna, attenzione, della vecchia, perché la tradizione veneziana vuole che Vincenzo abbia aperto la spezieria all'insegna della vecchia in onore della madre, e oggi la spezieria alla vecchia si è fusa con quella del Cedro Imperiale e sta proprio lì, di fronte al Teatro Goldoni, in quella zona di San Marco in cui insospettabilmente si affaccia la leggenda. Grazie. Ma grazie Alberto, grazie, davvero ci fai sempre sognare.